Il Sicilia Jazz Festival è una manifestazione voluta, promossa e organizzata proprio dall'assessorato al turismo, ma punta ancora più in alto, nel senso che vuole guardare al futuro perché la Sicilia è terra di grande musica, cultura e soprattutto rivolto anche ai giovani. Assolutamente sì, crediamo molto in questo evento, siamo alla quarta edizione, ogni anno un'emozione diversa, ogni anno tante novità, ogni anno però un filo conduttore che si è sempre mantenuto e cioè quello di fare sistema, il coinvolgimento di tutti i conservatori siciliani, dell'Università di Palermo, del Comune di Palermo ed ecco perché siamo arrivati, insomma abbiamo raggiunto veramente un'importanza incredibile con questo evento perché si è saputo stare insieme. È un evento a cui tengo in maniera particolare perché oltre a mettere in risalto il grande patrimonio artistico-culturale che la Sicilia ha, che Palermo ha, perché i concerti sono svolti in palazzi storici del centro storico di Palermo e non solo, perché quest'anno come l'anno scorso, come gli altri anni, avremo dei concerti anche in altre destinazioni della Sicilia. Un altro obiettivo che mi sono prefissata e che ho trasferito agli altri, appunto quello di veicolare gli eventi in ogni luogo della Sicilia. La Sicilia è tutta meravigliosa e per mettere in risalto quelle destinazioni ancora oggi definite fantasma, il metodo migliore è proprio quello di portare eventi di rilievo, eventi culturali importanti e questo può essere definito assolutamente tale. Quest'anno 8 artisti di fama internazionale, quindi i nostri giovani musicisti si troveranno sul palco al fianco di questi nomi importanti, quindi penso per i nostri giovani è un'occasione davvero emozionante, un'occasione che nessuno di loro certamente vuole perdersi. Parlerei anche di un altro dato importante, novità di quest'anno, gli scambi culturali con Polonia, Olanda e Serbia, quindi un altro modo per arricchire di contenuto questo evento e ovviamente le tante produzioni originali inedite del Sicilia Brass Group. I miei ringraziamenti vanno al maestro Garzia, senza di lui certamente tutto ciò non sarebbe stato possibile. È vero che è promosso dall'assessorato, ringrazio ovviamente tutto il lavoro che fa il mio assessorato rispetto a questo evento, ma la passione, la voglia di fare, il talento del maestro Garzia chiaramente sono di un livello assolutamente superiore, non potremmo rinunziare assolutamente. Spero di poter insieme a lui chiaramente poter strutturare questo evento anche in altre città siciliane, mi è stato chiesto e quindi vorrei raggiungere quest'altro obiettivo. Lo abbiamo fatto in parte con i concerti che veicoliamo appunto in altri luoghi, ma strutturare un evento in altre città è cosa diversa, quindi spero di poter riuscire anche a raggiungere quest'altro obiettivo. Col lavoro di squadra sicuramente ce la possiamo fare. Il Sicilia Jazz Festival giunge al quarto anno con grande forza, ma soprattutto con novità e peculiarità rispetto a tutti gli altri festival internazionali. Infatti è l'unico festival che esista al mondo di produzione orchestrale. Il Sicilia Jazz Festival, grazie alla regione siciliana, è un festival di produzione dove la musica viene scritta, orchestrata, pensata, arrangiata ed eseguita a Palermo, spesso in esclusiva europea, talvolta in esclusiva mondiale e più frequentemente in esclusiva nazionale, come quasi tutti i concerti che si ascolteranno dal 23 giugno in poi al Teatro di Verdura. Quest'anno il festival ha una programmazione sempre più innovativa, particolare, che è rivolta non solamente alla musica internazionale ma anche a novità nazionali. Sì, parte la quarta edizione del Sicilia Jazz Festival e la programmazione è basata su diversi livelli. Abbiamo le star internazionali del jazz che tornano qui a Palermo per esibirsi con l'Orchestra Jazz Siciliana, delle prime assolute come Cory Henry, il ritorno di Veronica Swift, la prima assoluta di un nuovo progetto dei Tech6 e anche delle produzioni crossover come ad esempio Noemi e Arisa, dove misceliamo sonorità provenienti da altri linguaggi come il pop con le sonorità e la big band per creare nuovi linguaggi e avvicinare i giovani al teatro e all'orchestra della big band.
Per il quarto anno di seguito il Conservatorio presente con i propri concerti al Sicilia Jazz Festival 2024. Noi siamo particolarmente lieti di essere presenti con una rappresentanza del nostro Dipartimento di Nuove Tecnologie e Nuovi Linguaggi, un dipartimento importante che opera da qualche decennio a Palermo. Siamo presenti con la sintesi, con quello che caratterizza il nostro impegno, cioè una rappresentanza costituita da studenti e docenti. Come dico sempre, non mi stancherò mai di ripeterlo, per noi la produzione è la conseguenza naturale di un impegno didattico proficuo. In questo contesto così prestigioso abbiamo la possibilità di esprimerci nel migliore dei modi. La presenza del Conservatorio ancora una volta è indice di grande impegno da parte non solamente dei vertici del Conservatorio ma anche dei docenti e degli studenti con progetti speciali. Sì, il Conservatorio Toscanini di Ribera anche quest'anno prenderà parte alla quarta edizione del Sicilia Jazz Festival con un gruppo abbastanza numeroso di docenti e studenti, circa 70 partecipanti che si alterneranno con le formazioni più disparate, dal classico trio al sestetto e a concludere con un concerto della Big Band del Conservatorio Toscanini diretta dal maestro Giacomo Tantillo e con un ospite d'eccezione. Parteciperà il trombonista peruviano Humberto Mesquita, che è un trombonista di grande talento che non vede l'ora di esibirsi con noi. Meritano anche una certa attenzione due concerti che si articoleranno nell'ambito del festival, un concerto che parte da un'idea del nostro docente di storia della musica jazz, il professor Gianmichele Taormina, dedicato a Max Bebop, e un concerto che in realtà è un progetto di laurea di due studenti del Toscanini, appena laureati e iscritti al biennio di specializzazione, in cui vengono rielaborati in chiave jazzistica canti tradizionali siciliani. E la cosa che mi preme anche dire è che questo concerto vede l'unione di due diverse anime del Conservatorio. Infatti sarà presente un quintetto jazz e un quartetto d'archi, oltre a un fisarmonicista. E la cosa mi riempie di gioia, perché in fondo la musica è condivisione, è armonia, è accordo.